Tempo di raduno anche per il calcio a 5 di presentazioni delle squadre. Nella serata di ieri, in un noto locale alla periferia di Cividale, il Calcetto Manzano ha tolto, come si dice, il velo e ha presentato ufficialmente la nuova equipe che tenterà l'assalto al campionato regionale di calcio a 5. Le parole del mister. L'entusiasmo è sempre alto, soprattutto quest'anno dove, come ho detto ai tuoi colleghi, c'è una ventata di gioventù e oltre a rinnovare, diciamo così, la colonna portante della squadra, si sono avvicinati dei giovani molto interessanti che secondo me in questa disciplina qua possono veramente darci una mano importante. Senti, cos'è cambiato, è facile dirlo adesso, ma cos'è cambiato dall'epoca, non è che hai cominciato nella guerra 15-18, insomma... Sono un po' di anni fa, dai. Da 25 anni fa, oggi cos'è cambiato? Beh, è cambiata sicuramente la velocità e parecchio la tattica. Diciamo che è uno sport questo qua che chi lo pratica e chi lo vive in palestra non può che non avvicinarsi, e quindi è sempre molto affascinante stare a contatto con questa disciplina qua. Senti, che obiettivi hai per questa stagione? Quest'anno diciamo che sulla carta saremo tra le squadre che lotteranno per la vittoria finale del campionato. Abbiamo un giocatore che secondo me, che è Giovanni Barreca, che dal punto di vista qualitativo ci farà fare il salto di qualità, e quindi insomma mi aspetto tanto dai ragazzi. Senti, per concludere, questi ragazzi possono essere il nuovo Calcetto Manzano, quello dei tuoi tempi? Ma io glielo auguro, ogni tanto in qualche cena post allenamento ricordiamo quelle annate indimenticabili per questa società che ho vissuto di prima persona e da protagonista. Io ad ogni inizio partita gli auguro di avere perlomeno le mie stesse soddisfazioni che ho avuto da giocatore. E nel contesto abbiamo avvicinato anche Massimiliano Pali, fondatore del sodalizio manzanese, oggi numero 1 del futsal in Friuli Venezia Giulia. Beh, è una società sinceramente che ho fondato io nel 1988, poi piano piano ha salito ai vertici regionali e anche nazionali. È un club che da 32 anni gioca in Serie B e in Serie C, sicuramente una bella realtà. Ecco, cosa dobbiamo aggiungere ancora, soprattutto 30 anni e ben portati? Possiamo aggiungere che come bacheca 5 titoli regionali, 3 Coppa Italia e soprattutto 13 anni di presenza in Serie B, che è la società attiva in questo momento che ha il maggior numero di presenze in Serie B. E soprattutto ancora il record di imbattibilità, no? Beh sì, quello resiste, 2 anni consecutivi senza sconfitte. Bravo Omar, vedo che ti hai la mente, questo, sempre ti ricordi di tutto. Senti, per quanto riguarda invece il futsal in Friuli Venezia Giulia, che area tira? Quest'anno abbiamo mantenuto i numeri, questo è già molto importante. Un periodo di crisi come questa per il movimento, abbiamo ottenuto sulle 9 unità in Serie C1, abbiamo in Serie D o amatori provinciali 8 squadre, sono 17 squadre, e soprattutto abbiamo 4 squadre in campionato nazionale, che non è cosa da poco. Il record degli ultimi anni per il calcio a 5 regionale, Maccan Prata, Pordenone, Udine City e Palmanova rappresenteranno il Friuli in Serie B nazionale. Senti, e poi quello che conta è anche il settore giovanile che si sta espandendo. Il settore giovanile, sai, queste 4 squadre che fanno il nazionale hanno l'obbligatorietà dell'Under 19, poi ma anche in regione come rappresentativa l'anno scorso, se hai seguito i nostri risultati, siamo arrivati tra le prime 8 in Italia con un movimento con pochi numeri, abbiamo già fatto un risultato al di sopra delle nostre possibilità. Ecco, campionato per quanto riguarda invece la ristrutturazione a livello regionale, C1, C2? No, ci sarà sempre la C1, poi un campionato amatori dal quale magari come quest'anno è arrivato il 300, il prossimo anno mi auguro che entri nel nostro giro il Trieste Futsal, che è una bella realtà ed è l'unica realtà del capoluogo regionale. E soprattutto si gioca al coperto? Sì, quasi su tutti i campi, non tutti, c'è ancora qualcuno allo scoperto, ma per la Serie C1 sono tutti al coperto.